Buongiorno da Sicilia 24, le principali notizie. Ho ancora paura, Epifania in ospedale per Elio, il 14enne aggredito da una baby gang in pieno centro a Catania, tutti identificati alla polizia, i suoi assalitori, uno lo ha ferito con un tirapugni. Catania, il Tribunale per i minorenni ha sospeso la responsabilità genitoriale del padre e della madre del piccolo picchiato con un cucchiaio di legno. Palermo, 46 anni fa, l'omicidio del presidente della regione Piersanti Mattarella, ancora oggi nessuna verità sui mandanti. Etna, il campo lavico attivo nella Valle del Bove, attira i turisti, ma attenzione ai divieti, aumentati i controlli per chi si avventura sul vulcano senza guide autorizzate. A Cartabellotta, nell'Agrigentino, il centro storico si trasforma in un grande presepe vivente con l'intero paese protagonista. Calcio, Palermo prepara la partita di domenica a Mantova, il direttore sportivo Osti punta su Tramonti del Pisa per aumentare la qualità offensiva dei rosanero. Il Catania domenica affronta la Cavese al Massimino, Toscano deve fare i conti con l'emergenza in difesa. Bentrovati, buona Epifania, è una giornata di festa per tanti giovani, per tanti bambini, ma non per Elio, il 14enne aggredito da una baby gang in pieno centro a Catania, che si trova in ospedale, che ci sarà e che ci rimarrà ancora per altri giorni. A Sicilia 24 parla il ragazzo vittima del pestaggio, ho ancora paura, ci ha detto. Ci hanno assalito in 12. Intanto è stata chiesta la convocazione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Tonino De Mana. Il bacio di mamma Simona, l'affetto di papà Roberto che non lo lascia solo un attimo e la calza, portata in segno di solidarietà dall'assessore alla Polizia Municipale Coppolino. Non si aspettava certo di trascorrere l'Epifania in ospedale Elio, il 14enne barbaramente aggredito da una baby gang in piazza Stesicoro in pieno centro a Catania. Elio è ancora scosso, parla con un filo di voce ma il suo racconto è sempre lucido. Non vedo molto bene ancora. Sono ancora, ho paura ancora, però tutto sommato sto bene. Mi ricordo che appunto c'erano questi ragazzi che hanno iniziato a prendermi prima frontale, poi mi sono girato per proteggermi, per pararmi la testa, ma lo stesso da dietro, mentre che ero girato, mi è arrivato un pugno nell'occhio con il tirapugni. Ricordi quanti erano? In circa 12. Ancora sconvolta la madre. In 5 minuti, proprio solo in 5 minuti, mio figlio me lo stavano ammazzando. Quadro clinico in leggero miglioramento, ma per valutare danni bisognerà ancora aspettare. Elio ora sta bene e stabile. Quello che ha riportato era una frattura dell'orbita, cioè della struttura nella quale si trova l'occhio, e il problema principale è la visione doppia del paziente, che si spera possa rientrare, essere corretta nel post-operatorio. Gli autori della vile aggressione, tutti minorenni, sono stati identificati dalla polizia. Da mesi però Catania e il suo centro storico sono ostaggio di baby gang ed ora si chiede di alzare l'asticella in nome per conto della sicurezza. Tra l'altro questi ragazzi mi hanno fatto sapere che non era la prima volta che si comportassero in questa maniera, pertanto bisogna alzare l'asticella, già l'amministrazione è molto attenta su questo fenomeno. Lei si è rivolto anche al questore per convocare un comitato per la sicurezza, quindi è segno evidente che un problema c'è a Catania. Il problema c'è, è evidente, l'amministrazione con tutte le forze dell'ordine sono molto attente e faremo in modo di evitare che accadano questi eventi nei giorni futuri. E restiamo a Catania per darvi degli aggiornamenti sul bambino picchiato con un cucchiaio di legno dal patrigno, il cui video è diventato virale nei giorni scorsi sui social. Il Tribunale per i minorenni ha sospeso la responsabilità genitoriale di padre e madre e disposto il divieto di avvicinamento ai figli. Sotto accusa ci sono anche i servizi sociali di Catania. Sentiamo Emanuela Corsi. Qualcosa si muove nella vicenda del bimbo picchiato nel quartiere di San Cristoforo dal patrigno e ripreso in un video diventato virale su TikTok. Il Tribunale per i minorenni di Catania, su richiesta della procuratrice Carla Santocono, ha sospeso la responsabilità genitoriale del padre e della madre e disposto il divieto di avvicinamento a tutti e 4 i figli che al momento sono affidati ai nonni materni. Dopo la diffusione del video, nel quartiere è montata la rabbia e l'indignazione, tanto che l'uomo di 59 anni è stato picchiato e aggredito al Tondicello della Playa. Finito in ospedale ha deciso poi di costituirsi. Fermato con l'accusa di maltrattamenti aggravati anche nei confronti delle altre
altre 3 sorelline, ieri è stato scarcerato dal GIP. Intanto, nelle more che il procedimento si concluda, è intervenuto il Tribunale per i minorenni, che ha anche nominato una tutrice dei bambini e ha chiesto alle forze dell'ordine di vigilare sul rispetto del divieto di avvicinamento, oltre che al servizio sociale di verificare con accessi a sorpresa il rispetto delle prescrizioni. Proprio i servizi sociali adesso sono finiti sotto accusa. Il bimbo lo scorso giugno era stato trovato dalla polizia su una bici mentre cercava di raggiungere la madre e le 3 sorelline in un centro commerciale dove si erano recate senza di lui. Del caso è stata interessata la Procura per i minorenni, che nel luglio successivo aveva incaricato i servizi sociali del comune di monitorare il nucleo familiare e alla fine dello stesso mese aveva sollecitato un'indagine che, secondo quanto emerso, però non sarebbe mai stata eseguita e neppure presa in carico, dopo altre segnalazioni di grave disagio familiare. E a Palermo, dove si ripetono gli atti di violenza, dalla solidarietà del Presidente della Regione Renato Schifani alla messa di oggi pomeriggio dell'Arcivescovo Corrado Lorefi, che ancora una volta è lo zen al centro della cronaca. Schifani promette il potenziamento della videosorveglianza per evitare nuovi episodi contro la chiesa del quartiere. Marco Gulla. Solidarietà, ma soprattutto maggiore attenzione verso lo zen. Ieri il presidente della regione Renato Schifani ha visitato la chiesa di San Filippo Neri, che nei giorni scorsi è stata raggiunta da alcuni colpi di arma da fuoco, e ha discusso le principali problematiche del quartiere con Don Giannalia. Schifani ha promesso il potenziamento della videosorveglianza per la chiesa e in generale per il quartiere, un contributo determinante. Sotto questo aspetto arriverà anche dalla control room, che verrà inaugurata nei prossimi mesi. Il presidente della regione si è poi soffermato sulle iniziative a lungo termine per il quartiere. Serve un intervento coraggioso, ha detto Schifani, in termini di finanziamento e di progetti che possa mettere insieme rigenerazione urbana e sociale, partendo dalle scuole e dalle infrastrutture. Un ulteriore segnale di vicinanza al quartiere arriva anche dall'Arcivescovo Corrado Lorefice, che oggi pomeriggio alle 18 celebrerà nella chiesa dello Zen la messa dell'Epifania. Saranno presenti anche esponenti politici, oltre al presidente della Commissione regionale antimafia Antonello Cracolici. Prima della messa alcuni residenti del quartiere insceneranno un sit-in di protesta dopo gli ultimi episodi che ancora una volta hanno intrecciato cronaca e Zen. Sarebbero stati identificati infine i protagonisti del video che circola in rete dalla notte di Capodanno e che mostra una sparatoria allo Zen. Nelle immagini diventate virali in poche ore si vedono 3 giovani a volto scoperto, ma con i guanti alle mani. 2 impugnano le pistole, mentre il terzo imbraccia un fucile. I colpi poi esplosi in aria. Ieri il sequestro di 5 pistole nel corso dei massicci controlli da parte delle forze dell'ordine. 46 anni fa a Palermo l'omicidio del presidente della regione Piersanti Mattarella. Ancora oggi nessuna verità sui mandanti, e nel giorno della commemorazione in via Libertà si sono recati il presidente della regione e il sindaco assieme al prefetto. Manlio Viola. Quasi mezzo secolo è passato, ma la verità appare ancora lontana. Nell'anniversario dell'omicidio del presidente della regione Piersanti Mattarella, assassinato il 6 gennaio del 1980 sotto casa in via Libertà, tutte le istituzioni si raccolgono davanti alla lapide che ricorda l'eccidio per commemorare una pagina buia della storia di Sicilia, una delle tante. Ma l'attenzione quest'anno è alla nuova indagine della magistratura, che ha portato ai domiciliari un ex prefetto. Filippo Piritore è accusato di essere stato il fulcro del depistaggio delle indagini, facendo sparire una prova. Si trattava di un guanto indossato da uno dei killer e ritrovato nell'auto usata per l'agguato, che scomparve nel tragitto fra il luogo del ritrovamento e il laboratorio di polizia scientifica. A questa indagine guardano tutti con rinnovata speranza per far luce su un delitto ancora oggi senza mandanti, senza responsabili certi. Io ho fiducia nel lavoro della magistratura e mi auguro che sia coronato da risultati che finalmente tolgono dubbi, mettono in luce i profili di una vicenda così terribile. Un ricordo indelebile naturalmente, che lascia ancora dei punti oscuri sui quali la storia, ma credo che la realtà giudiziaria prima o poi acclarerà le responsabilità. Le piste sono ben chiare ormai. Ma non ci sono solo le indagini. La presenza massiccia delle istituzioni rappresenta una volontà di impegno forte nella lotta alla mafia, dice il presidente Schifani, per il quale Mattarella resta un punto di riferimento ancora attuale. Per il sindaco La Galla si tratta di un impegno che non è soltanto memoria, ma un modo per ribadire una lezione politica umana, mentre si concentrano sulla verità ancora mancante gli esponenti dell'antimafia regionale.
A Catania uno speciale antifurto ha fatto arrestare un ladro. L'allarme ha attivato il cosiddetto nebbiogeno che ha diffuso nell'ambiente una nebbia fitta e densa. Così il ladro, che era entrato in una palestra di Viale Kennedy per mettere a segno un colpo, è stato costretto a sdraiarsi a terra nel tentativo di farsi strada e guadagnare l'uscita, ma è stato arrestato dalla polizia per tentato furto aggravato. L'Etna da spettacolo per appassionati e turisti attratti dall'eruzione che avanza lentamente a quota 1360 metri. Scattano anche i controlli per chi si avventura sul vulcano. La prefettura rafforza presidi e invia droni per chi viola i divieti. Giusy Lazzara. Incanto Etna, il vulcano da spettacolo per turisti appassionati attirati anche dalle eruzioni di questi giorni nella Valle del Bove. La montagna ci ha abituato ormai a questi risvegli con colate emissioni di cenere e il monitoraggio in quota dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Catania fa registrare che il campo lavico continua a essere alimentato a quota 1360 metri, affiancandosi a quello dei giorni precedenti ormai in raffreddamento nella Valle del Bove. Più a monte, a quota 1500, dice l'INGV, c'è un nuovo flusso lavico attivo in sovrapposizione ai 3 precedenti. Negli ultimi giorni sono aumentati anche i divieti che garantiscono la sicurezza per chi sale a vedere l'eruzione. A Catania, nella riunione in prefettura, è stato deciso l'invio di droni per rafforzare il controllo sul fronte lavico e più presidi per il rispetto dei divieti, con le ordinanze emesse dai comuni di Milo, Sant'Alfio e Zafferana. Limitato anche l'accesso alle strade e ai sentieri che conducono alla Valle del Bove. Escursioni consentite solo fino all'imbrunire, con gruppi al massimo di 10 persone accompagnate da guide turistiche autorizzate. Vietato anche avvicinarsi a una distanza di 200 metri dal fronte lavico. Ma c'è anche la protesta delle guide naturalistiche, escluse dalla possibilità di accompagnare i visitatori sui punti panoramici del vulcano e potersi affacciare sulla Valle del Bove per vedere l'eruzione. L'ordinanza del Comune di Sant'Alfio vieta infatti l'accesso a strade e sentieri del vulcano, permettendolo esclusivamente ai gruppi accompagnati da guide alpine e vulcanologiche. E oggi è giorno della Befana. A Messina si chiude il Natale insieme in periferia con l'arrivo della Befana. La CISL dice il rilancio parte dai più piccoli. Ancora Giusy Lazzara. A Messina arriva la Befana e porta la gioia tra i più piccoli del quartiere Giostra Ritiro. Nel centro polisportivo i bambini hanno festeggiato l'arrivo dell'anziana signora con canti e giochi. Immancabile la tradizionale calza della Befana per allietare la giornata che conclude Natale insieme in periferia, voluta dal centro sportivo siciliano, dalla parrocchia Santa Maria di Gesù, dal comune e dalla CISL. Solo dalle periferie possiamo ripartire per un recupero della città nel vero senso della parola. Ancora qui insistono valori importanti su cui bisogna lavorare tutti insieme per valorizzare e dare opportunità soprattutto ai ragazzi del quartiere. La festa della Befana chiude una serie di iniziative che quest'anno hanno coinvolto le realtà periferiche della città per una maggiore integrazione e partecipazione dei giovani al tessuto urbano. E a Catania si è svolta una speciale gara podistica ai piedi del Castello Orsino. Tonino De Mano. Dal castello normanno di Aci Castello al castello Orsino, poco più di 10 km tra bellezze naturali e storiche per poi finire braccia levate in segno di trionfo. Salvatore Maccarrone e Desiree Di Maria si aggiudicano la quinta edizione della Randu Castle, gara podistica internazionale da record con oltre 500 iscritti. Appena arrivati al traguardo le prime parole dei vincitori. Rispetto a 3 anni fa ho migliorato il tempo, sono molto soddisfatto, è una gara che mi è sempre piaciuta fare, anche se il secondo anno comunque sia è sempre bella fare da castello a castello. Hai una dedica da fare? La dedica come 3 anni fa la farò sempre ai miei nonni che ormai non ci sono più. Quest'anno è arrivata questa bellissima vittoria, sono felicissima di essere qua per correre questo tratto suggestivo, strada mare tutta scogliera, è sicuramente qualcosa di particolare, di spettacolare. Già allo start la vittoria degli organizzatori. Record di partecipanti della quinta edizione e tra l'altro anche moltissimi stranieri, quindi diciamo una gara che acquista anche un carattere internazionale. Soddisfatto il consigliere del primo municipio Buglio. Vedere Castello Orsino animato da tanti atleti, tante persone è un motivo di orgoglio. Vince lo sport nel suggestivo scenario del Castello Orsino, poi il raduno tra sorrisi e tanta goliardia.
Adesso una breve pausa e poi le immagini di un particolare presepe vivente e quelle in musica della Traviata. A tra poco. A Cartabellotta, ultimo giorno per poter visitare il presepe vivente, un evento che coinvolge tutto il paese. Davide Sardo. Cartabellotta torna a incantare e si trasforma ancora una volta in un grande presepe vivente a cielo aperto. Con la 31esima edizione di Cartabellotta Città Presepe, il borgo dell'Agrigentino si conferma tra le rappresentazioni natalizie più suggestive di tutta la Sicilia, dove l'intero paese partecipa al presepe trasformando il borgo in una comunità in scena capace di richiamare ogni anno migliaia di visitatori. Vicoli illuminati, scorci antichi, atmosfere cariche di spiritualità. Il centro storico diventa una vera e propria scenografia naturale dove prendono vita mestieri di un tempo, scene di vita quotidiana, musica, teatro e degustazioni di prodotti tipici. Cartabellotta che si mette in mostra, che si mette in vetrina con tutte le sue eccellenze sia gastronomiche ma anche culturali, storiche e poi con la sua comunità che partecipa all'interno della manifestazione in maniera sempre più numerosa. Quest'anno una manifestazione molto più strutturata grazie anche alla collaborazione con la Futuris e alle associazioni locali che si confermano come dire, il cuore pulsante di questa manifestazione. Un percorso emozionale che intreccia tradizione, memoria e identità, rendendo l'evento uno dei simboli più autentici del Natale siciliano. Ricco anche il cast artistico che anima le stradine del borgo tra figuranti, musicisti e compagnie teatrali. Cartabellotta, dove il Natale prende vita. E San Maribor in Slovenia che segna un primato particolare, quello del maestro Francesco Di Mauro che ha festeggiato la sua 100ª Traviata al Teatro dell'Opera Ballet. Orazio Longo. 100 volte la Traviata, il traguardo raggiunto da Francesco Di Mauro, direttore d'orchestra di origini catanesi, già coordinatore artistico dell'Orchestra Sinfonica Siciliana e in questi giorni sul podio del Teatro di Maribor in Slovenia con l'opera di Giuseppe Verdi. Una grande emozione, il traguardo raggiunto velocemente direi, anche se la prima volta è stata tantissimi anni fa in Bulgaria, a Ruse, ma il tempo come sappiamo va velocemente, non ci aspetta. All'estero poi un'emozione ancora più grande perché ci si sente onorati di portare il buon nome dell'Italia e avere riscontro nel pubblico. Il maestro Di Mauro porta avanti anche attività discografica con la registrazione di alcune prime mondiali, dedicate tra gli altri a Malipiero, Doratoni e Dalla Piccola. Adesso una breve pausa e poi l'ampio spazio dedicato al calcio. A tra poco. Eccoci al calcio, mercato ma anche campo, visto che domenica il Palermo tornerà a giocare, lo farà a Mantova. Il DS Osti punta su Tramoni del Pisa per aumentare la qualità offensiva dei siciliani. Le ultime nel servizio di Marco Gullà. Tra campo e mercato, da un lato il Palermo lavora per la prima partita del 2026, ovvero quella di domenica a Mantova. Dall'altro il direttore sportivo Carlo Osti, dopo aver ceduto Bardi e Brunori, pensa adesso a consegnare a Pippo Inzaghi un altro attaccante. Osti punta deciso su Matteo Tramoni e lavora per trovare la formula giusta con il Pisa. È il profilo individuato come prima scelta per rimpiazzare Brunori. Inzaghi lo conosce bene, apprezza la qualità tecnica e la duttilità che può offrire tra centrocampo e attacco.
e lo considera un elemento in grado di legare il gioco e garantire intensità sul breve periodo. Non a caso Tramoni è stato uno dei punti di riferimento dei nerazzurri nella stagione che ha portato il Pisa alla promozione in Serie A. Dal Pisa piace anche Moreo. Il club nerazzurro proprio ieri ha chiuso per un attaccante del Vittoria Plzen e per Moreo potrebbe esserci meno spazio. Il Palermo sta alla finestra in attesa. Intanto per la gara di Mantova Inzaghi spera nel totale recupero di Beresischi. Il difensore migliora ma non è ancora al top. Il tecnico rosanero in avanti non cambierà, si va verso la conferma di Palumba e Leduaron alle spalle di Poyampalo. A Mantova sarà esodo rosanero, biglietti del settore ospite andati a ruba nel giro di poche ore. Al Martelli oltre 950 tifosi del Palermo. Il Benevento vince col Crotone e si riprende la testa della classifica di Serie C. Catania quindi costretto nuovamente ad inseguire. Domenica arriva la Cavese e Toscano deve fare i conti con l'emergenza difesa. Francesco Triolo. Il Catania guarda oltre in un campionato dove anche i divari tecnici possono essere azzerati da grinta e agonismo. I rossazzurri lo hanno sperimentato sulla propria pelle anche a Foggia. Un errore, una disattenzione può costare cara. Serve stare sul pezzo sempre. Toscano lo dice da tempo che partita per partita si costruisce l'obiettivo finale pur nelle difficoltà del match e del momento. E non è che queste manchino per adesso. Guardare oltre significa guardare già la sfida con la Cavese dove la situazione in difesa è d'allarme rosso. Mancherà lo squalificato Celli, Allegretto non è in condizioni ottimali, Ierardi è ancora out e si spera di recuperarlo per Monopoli. E allora Pieraccini e Di Gennaro sono le certezze, tutto il resto è da costruire. Il tecnico ha questi giorni a disposizione per provare e riprovare. Quaini, Martic possono essere soluzioni d'emergenza per la difesa, ma la speranza è quella di avere Allegretto a disposizione. Almeno inizialmente si potrebbe tamponare così ed evitare troppi spostamenti. Torna Lunetta davanti dopo la squalifica, c'è Jimenez, c'è anche Bruzzaniti da inserire, perché no, magari dal primo minuto, subito gettato nella mischia. Ci sono Rolfini, Forte e Caturano davanti, insomma il materiale non manca, bisogna solo trovare la chiave giusta, anche perché il Benevento nel posticipo ha vinto e si è ripreso la vetta della classifica, ma domenica è atteso dalla trasferta di Caserta contro una squadra che si è presa il terzo posto. Se non è scontro diretto poco ci manca e allora il Catania non può fallire per poi mettersi davanti alla TV e vedere come va a finire al Pinto, perché questo è un campionato che si gioca partita per partita, ma anche a distanza. Lutto nel mondo del calcio. È morto all'età di 84 anni Turi Di Stefano, allenatore con lunghi trascorsi tra i dilettanti, in particolare a Mascalucia, opinionista televisivo sulle vicende del calcio Catania. In molti lo ricordano anche per la sua partecipazione ad eventi di beneficenza, tra tutti un gol per la solidarietà in cui era impegnato ad allenare la squadra dei giornalisti. Mi fermo qui, è tutto per questa edizione di Sicilia 24, grazie per l'attenzione, a tutti un buon pomeriggio e una buona Epifania.